scomparso la scorsa notte all'età di 95 anni Zerlino Boscolo Marchi, presidente del Comitato Ampi di Chioggia e ultimo attivista della resistenza di Sottomarina ancora in vita. L'anziano, che abitava in una calle nei pressi di Piazza Todaro, era stato colpito dal Covid ad aprile. Una volta rientrato dall'ospedale di Dolo, si era reso necessario nei giorni scorsi il suo ricovero in una casa di riposo a Rosolina, dove stava curando i postumi del virus, che evidentemente non hanno lasciato scampo. Militante socialista, Zerlino Marchi era figlio di un bracciante in forza al mercato orticolo di Sottomarina, allora in campo Cannoni. A rischio di cattura da parte delle milizie naziste di occupazione, con la prospettiva della deportazione ai lavori forzati, Zerlino riparò nelle campagne di Calino, dove rimase nascosto quasi fino alla fine della guerra, uscendone dopo aver contratto la malaria. Nel dopoguerra, superati alcuni problemi di salute ai polmoni, fu custode al parco pubblico di Viale Umbria e artigiano nel ramo Cornici. La sua vicenda personale e la sua militanza sono state raccontate nel documentario L'ultimo partigiano. Durante la presentazione dell'iniziativa, il 25 aprile 2019, nella gremitissima aula magna di Palazzo Grassi, Zerlino Marchi chiese al comune di intitolare un toponimo del territorio alle partigiane e ai partigiani antifascisti, evenienza approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale. Un grande peccato per l'Ampi che la prossima intitolazione avverrà senza l'artefice della richiesta, il quale sarà a breve tumulato accanto alla moglie Pasqua. Il sindaco Alessandro Ferro lo ricorda quale testimone della guerra di liberazione, nonché fondatore del comitato. Zerlino era sempre impegnato a trasmettere con entusiasmo, a cuore aperto, ai più giovani il valore della libertà e a far conoscere l'orrore del nazifascismo, ha detto il sindaco. Mi rammarica il fatto che il suo desiderio di intitolare un toponimo del territorio alle partigiane e ai partigiani antifascisti non sia ancora realtà, ma l'iter con gli uffici è già iniziato e l'impegno è di realizzarlo quanto prima. Pesce cotto e birra crua non è un proverbio, ma il binomio che lega la tradizione del buon pesce di qualità alla birra artigianale. Fish and Beer, in Viale Venezia 8 a Sottomarina, ha rinnovato il suo negozio di specialità alimentari e ha riaperto all'insegna della qualità e del gourmet. Il pesce migliore anche cotto, le migliori prelibatezze culinarie e i migliori abbinamenti con le birre artigianali li trovi solo da Fish and Beer in Viale Venezia 8 a Sottomarina. Telefono 335 84 17 387. Sale la tensione al ponte che attraversa il Brenta, dove è operativo il cantiere di ANAS per la manutenzione della struttura. Ieri mattina alle ore 10 un camion è passato con il rosso al semaforo, bloccando il traffico. Un automezzo di dimensioni analoghe che sopraggiungeva dall'altro lato del ponte, avendo la precedenza nel senso unico alternato, lo ha costretto al ritorno indietro in retromarcia. Ennesimo esempio di insofferenza ai prolungati tempi di attesa. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Una delibera della Giunta Comunale, riunitasi lo scorso 18 maggio, ha scelto 4 progetti nell'ambito del bilancio partecipativo, l'iniziativa che coinvolge la cittadinanza nella scelta di un'istanza da finanziare. All'ente sono pervenute 28 ipotesi di lavoro, tra le quali sono state scelte quelle di Diego Ardizzon, dell'osteria Nino Fisolo, relativa al completamento del percorso storico e culturale lungo la Riva Vena, con realizzazione di cartelli appositi. Poi il progetto dell'associazione Vivere Anteas, denominato Corte Cultura, e ambientato alla Corte Salasco di Cavanella d'Adige. Quindi l'Università Popolare Guido Oselladore, promotrice del salotto nel cortile della scuola Principe Amedeo in Calle Manfredi. Infine il Lions Club, che ha avanzato l'idea di una nuova aula studio. Ora i 4 progetti finalisti verranno sottoposti al vaglio dei cittadini per 30 giorni all'interno del sito chioggia.org nello spazio dedicato al bilancio partecipativo.
La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Abbiamo qui il dottor Contatto, il direttore generale dell'ASL 3, insediato da pochissimo praticamente. Allora, dopo questi primi 3 mesi, un piccolo bilancio? Potrebbe essere quasi il bilancio dei primi 100 giorni. I primi 100 giorni sono stati intensi perché la realtà è una realtà complessa, importante soprattutto, però ritengo che il lavoro svolto, che ha riguardato nella stragrande maggioranza il problema principale che abbiamo, cioè vaccinare la popolazione per rimettere in moto la società, è stato un periodo che però ha dato anche delle grandi soddisfazioni, perché ritengo che la valutazione del risultato lo possono dire i cittadini che si sono vaccinati, tanti, che hanno trovato tutti praticamente un luogo sicuro, efficiente dove vaccinarsi. Qui oggi siamo a Chioggia ha il suo punto vaccinale importante, dove la popolazione ha potuto accedere, anche nei dintorni, anche a Cavarzere c'è un altro punto che vaccina, e quindi ringrazio anche tutti coloro che hanno messo a disposizione questi luoghi per poter arrivare a dare la sensibilità ai cittadini, la risposta immunitaria ai cittadini. Adesso dobbiamo affrontare la stagione balneare. Domenica scorsa, il fine settimana, a Chioggia è stato interessato dalla prima uscita dal punto di vaccinazione mobile ed è stato un successo. Continuiamo così. Ci saranno tanti altri argomenti da sviluppare, però l'inizio è stato positivo. Dottore, da quello che abbiamo sentito lei è sempre molto cauto. Cosa dice dell'andamento dell'epidemia? L'epidemia dobbiamo sconfiggerla. Quindi tutto quello che stiamo facendo adesso è proprio per ridare la serenità alle persone e la capacità alle imprese di poter riprendere in tutta tranquillità. Qui siamo in un luogo di mare e auguro a tutti che la stagione sia una stagione calda e proficua per tutti, per i cittadini che verranno a riposarsi qui e per gli imprenditori che hanno bisogno d'ossigeno. Il centro SYNLAB Data Medica di Chioggia amplia la propria offerta diagnostica e propone, oltre alle consuete analisi mediche, anche un servizio di tamponi molecolari qui nella sede storica di Campo Marconi. Grazie a questo nuovo servizio è possibile, presentandosi in questo centro in orari dediti, eseguire il test di riferimento per la diagnosi da infezione da SARS-CoV-2 con un risultato affidabile e sicuro, ed inoltre questo test permette anche di riconoscere le varianti del virus ad oggi note. E le modalità per la prenotazione? La prenotazione è molto semplice, infatti si può fare online utilizzando la nostra piattaforma syncoda.synlab.it. Uno in questo modo sceglie il giorno e l'orario utilizzando le fasce di orari messe a disposizione dalla struttura. Una volta fatta la prenotazione si riceve un SMS ed una mail di conferma, per cui poi basta semplicemente recarsi nel nostro centro nel giorno fissato per eseguire il test. Ma poi, una volta fatto l'esame, per avere il referto, e quanto tempo ci vuole? In queste ultime settimane in realtà abbiamo potenziato notevolmente la nostra attività proprio per dare al cittadino una risposta rapida ed efficiente. Di norma il referto lo si ottiene dopo un giorno lavorativo scaricandolo online. Per esigenze particolari è possibile avere anche il referto in lingua inglese. Venezia è tra le 9 città italiane scelte per ospitare gli uffici della Procura europea. Dal 1 giugno sbarcheranno infatti in laguna i magistrati, il personale e gli operatori di polizia giudiziaria dell'organismo incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Nella cittadella della giustizia Piazzale Roma però il posto non c'è, almeno finché non saranno terminati i nuovi lotti in costruzione all'ex manifattura tabacchi. Sarà dunque la Regione Veneto a mettere a disposizione alcuni locali al primo piano del Palazzo Grandi Stazioni, adiacente allo scalo ferroviario di Santa Lucia.
Per fare spazio agli uffici del nuovo organismo europeo, il personale della regione che attualmente occupa quei locali sarà collocato in altri contesti del palazzo. La soluzione identificata, strategica dal punto di vista logistico, garantirà alla giurisdizione inquirente europea spazi adeguati, sale per riunioni e tutte le indispensabili attrezzature tecnologiche e informatiche. L'Ufficio di Venezia avrà la competenza sui territori del Triveneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Veneto. Potrà indagare anche sull'uso dei fondi del Recovery Plan nazionale e accoglierà 2 magistrati, Donata Costa ed Emma Rizzato, che risponderanno soltanto alla procuratrice capo europea, la rumena Laura Codruța-Kövesi. La Procura europea è una novità assoluta e avrà il compito non semplice di consigliare i diversi ordinamenti degli Stati membri, ma soprattutto di vigilare sulla corruzione e le frodi IVA transfrontaliere che superano i 10 milioni di euro. Un compito ancora più importante viste le ingenti somme in arrivo dall'Europa con il piano Next Generation EU. Se cerchi una cartoleria dove poter fare i tuoi biglietti da visita e menù per il tuo ristorante, c'è la Pegaso. Quando pensi a una cartoleria, pensa alla Pegaso. Ci trovi a Borgo San Giovanni 111 e su WhatsApp al 328 63 57 832. Ti consegniamo a casa gratis e anche da casa puoi pagare con carta o bancomat. Per te solo il meglio e il meglio è la Pegaso.